Bentrovati, puntuali come ogni settimana in diretta per parlare insieme a voi che davvero in tanti ci seguite, insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato Bentrovati, avvocato. bentrovati. Sempre parliamo di diritti negati, cerchiamo di dare qualche consiglio utile, no, ai nostri tanti telespettatori. Argomento principe ancora il reddito di cittadinanza, parleremo di questo ma anche di altri argomenti che interessano il quotidiano un po' di tutti noi. Iniziamo un po' con i mutui, ecco, perché ci sono delle novità per quanto riguarda proprio il mutuo per l'acquisto della casa, è vero? Sì, finalmente sono stati rifinanziati delle misure che già esistevano e quindi vanno incontro, diciamo, alle persone che per l'acquisto della prima casa o per ristrutturazione, le quali non avendo garanzie a copertura dell'intero importo che serve, praticamente si trovavano poi con la banca, perché sappiamo la banca, oltre alla garanzia ipotecaria, naturalmente vuole una garanzia del 100% di quello che si acquista, quindi vuole essere totalmente garantita. E finalmente da adesso si possono proporre le domande che sono su due binari. Una propriamente detta della copertura, della garanzia per chi intende acquistare la prima casa e quindi una garanzia suppletiva del 50%, in modo che uno non è onerato dall'andare a trovare l'80%, forse Sì, rispondiamo abbiamo già dopo. una telefonata. Pronto? Chi è in linea? L'avvocato. Pronto? Da dove ci chiama? Pronto? Sì, eccoci, da dove ci chiama? Chiamo da Adriatico, sono Carmela. Benvenuta signora, prego, prego. Buongiorno, senta, volevo parlare con l'avvocato. La sta ascoltando in questo momento può fare la domanda. Buongiorno avvocato, sentite, io ho fatto l'accompagno di mio marito, che prende l'accompagno, però ho fatto il ricorso me l'hanno accettato. Ve l'hanno? Accettato? Sì. Sì, me l'hanno accettato, Okay. Però ascoltate un po', mio marito prende la mensalità di quando ha fatto la visita dal medico, non di quando ha fatto la domanda, di quando ha fatto la visita al medico. Cioè Per gli il ricorso. arretrati... Io posso fare un ricorso perché prendere da quando l'ho fatto la domanda all'INPS? Allora, se ho capito bene che lei... Voi avete fatto un ricorso in tribunale, avete impugnato? Sì. Ok, quindi gli arretrati da quando decorrono? Cioè da quando ha fatto la visita oppure dalla domanda? Allora, qui siamo, in che fase siamo? La signora ha fatto, tramite il medico di famiglia, ha avviato la procedura per il riconoscimento di un'indennità al marito, immagino, e ha fatto la domanda ipoteticamente nel 2018 o nel 2017. È stata chiamata dalla prima commissione INPS, è stata rigettata la domanda, si è rivolta a un legale, il legale ha impugnato quel verbale di rigetto presso il Tribunale Lavoro e Previdenza competente e il Tribunale ha nominato un consulente tecnico, un medico, il quale medico ha ritenuto che erano sussistenti invece le patologie per riconoscere l'indennità al marito. Voi dovete andare a leggere bene, perché molto probabilmente, anzi sicuramente, il consulente tecnico che cosa ha fatto? Riconosco le patologie, però non ti do la decorrenza che tu mi chiedi dal momento della domanda, perché dall'incartamento che ho e dalla visita oggettiva che ho fatto sul paziente, ho riscontrato che questa patologia, per quanto riguarda il CTU, decorre da questa data. Quindi, sulla base di questa valutazione peritale che ha fatto il medico, il giudice che cosa fa? Omologa il risultato, dando tempo alle parti, 30 giorni, per impugnare quell'omologa così com'è. Per cui,
non è che potete fare qualcosa, qualcosa la potete fare, cioè fate un'opposizione, la contestazione al risultato peritale. Però ci sono dei termini, cioè 30 giorni da quando l'omologa del giudice cioè l'avviso che il giudice in assenza di contestazioni entro 30 giorni omologa il risultato. In quel tempo, in quei 30 giorni, il vostro legale può contestare giudizialmente sempre le risultanze della perizia, in questo caso riguardanti soltanto la decorrenza. Perfetto, Quindi però... impugnare il verbale non c'è automatismo, perché non è che si impugni il verbale, lì la verifica è sulla sussistenza delle patologie e da quando sono, secondo il giudizio del consulente tecnico, esistenti, da quando decorrono. Quindi non è automatico che dal momento della domanda, perché solitamente la prestazione, in assenza di specifiche, viene corrisposta dal momento della domanda. Quindi in questo caso la signora può, attraverso il suo Se non legale... sono scaduti i termini, può, perché il medico avrà sicuramente detto la patologia è esistente, però per me la patologia è esistente e decorre da questa data, per cui ti viene riconosciuta però con decorrenza che sicuramente è diversa da quello che ha detto la telespettatrice, da quando ha proposto la domanda tramite il medico curante. Allora, signora, perciò posso fare il ricorso? Sono trascorsi 30 giorni? No, non devono essere trascorsi 30 giorni da quando al vostro legale è arrivato l'avviso da parte del giudice che se erano d'accordo sul giudizio dato su quella consulenza, entro 30 giorni si può ognuno manifestare, contestare quelle conclusioni, altrimenti avrebbe omologato. Quindi il termine è quei 30 giorni. Sono trascorsi questi 30 giorni, signora? No, so che me l'hanno disposta stamattina ed è stata accettata. Quindi però ancora non mi è arrivato niente a me, capito? No, non deve arrivare niente a voi, deve arrivare al legale vostro, a voi non arriva niente. Ma sicuramente il suo legale le consiglierà... Certo, perché ancora è in corso il procedimento, quindi voi siete domiciliata presso il vostro legale, per cui fate una telefonata al legale, glielo dite che magari siete in dissonanza con quello che ha detto, con le conclusioni, ecco, per quanto riguarda la decorrenza della malattia invalidante. Va bene, signora, sì. Quindi ascoltate, sì, un'altra informazione, volevo sapere se per giù l'accompagno quant'è? L'indennità di accompagnamento, non so se la cifra siamo a conoscenza, sul 500 e sì, passa, ma vengono sbaglio, poi rivalutate secondo gli indici, cioè più o meno quella, 500 e qualcosa. Però 500 e qualcosa, l'importo esatto in questo momento non lo sappiamo. Però se ancora bene, siete in tempo... insomma, arrivederci, Grazie signora, chiaramente. Grazie, arrivederci. Se ancora si è arrivata oggi, insomma, ha tutto il tempo, cioè 30 giorni per contestare appunto la decorrenza appunto sono dei termini a garanzia, nel senso che un diritto lo devono accertare, per cui se non va bene quello ci sono dei termini per cui contestare, in questo caso naturalmente la decorrenza. Se invece il perito avesse fatto una conclusione di esclusione della patologia, si poteva comunque contestare perché, secondo la signora, invece era sussistente proprio la patologia, indipendentemente dalla ricorrenza. Perché quelli sono termini proprio per contestare quello che dice il consulente tecnico. Ma sicuramente il legale della signora che l'ha seguita fino a questo momento saprà consigliarla. Ma certo. Torniamo sul mutuo? Torniamo, che è molto importante soprattutto per le persone che hanno difficoltà ad acquistare casa per mancanza di garanzia o perché non hanno soldi di anticipo. No, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Castrolibero. Io ho chiamato giovedì scorso per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Sì, signora, ci ricorda qual era il problema? Ho fatto la domanda a mio marito il 6 marzo, è stato acquisito il 27 marzo e il CAF ha mandato alla sede centrale di Cosenza scritto per notizie sulla nostra posizione della nostra domanda,
chiamo all'INPS, dicono che è stata acquisita, e però, cioè, quanto ci vuole? Ancora niente, signora, non abbiamo saputo nulla, quindi... No. Allora, avvocato... Allora, attualmente... L'avvocato può dirmi cosa fare, cosa non fare? Allora, quello che dovevate fare l'avete fatto. Allora, chi ha incominciato la prima settimana di marzo, il 7 marzo, ha incominciato a depositare le domande? Il 6 non l'abbiamo fatta. Il 6, perfetto. Ancora, cioè, man mano stanno arrivando adesso, perché moltissime sono già state pagate ed è il secondo mese che stanno ricevendo i soldi. Mentre invece molto probabilmente, perché c'è stato molto afflusso e non hanno seguito un ordine cronologico, molto probabilmente ci sono questi ritardi. Prego? Dato che mio marito è tirocinante, è tirocinante, sì, c'è un'integrazione se non scorso. Sì, ma non è allora. Il CAF alla voce ha sbarrato che è tirocinante, cioè con uno o più componenti familiari svolge un'attività lavorativa. Sì. Alcuni dicono che questa voce qui non andava sbarrata, dicono non è che questo l'indoppo. Allora, tutto ciò lo abbiamo ripetuto e lo ripetiamo anche adesso perché serve. Tutte le fonti, cioè attività lavorativa retribuita naturalmente, deve essere dichiarata al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza. Deve essere dichiarata, indipendentemente che poi vostro marito viene pagato o meno, per il semplice fatto che svolga un'attività di tirocinio, di formazione, qualunque cosa, retribuita, deve dichiararlo al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza. Torno a ripetere, avere una rendita, fare un tirocinio formativo, lavorare per poche ore al giorno contrattualizzato, non è ostativo ad ottenere il reddito di cittadinanza. Avvocato, scusate se vi interrompo, alcuni CAF hanno messo questo, come dire, non hanno sbarrato questa cosa qui, che hanno detto che il tirocinio è un sussidio, non risponde, non corrisponde come sì, lavoro. ma anche i sussidi, sì, ma non ad alcuni non l'hanno, anche sono tirocinanti, non glielo sì, ma non sono ostativi, quello che vi voglio dire. Se voi mettete una voce che è ininfluente ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, non è che ve la rigettano per questo motivo. Cioè, vi rigettano la domanda e ve la rigettano subito se c'è un vizio formale, se non avete dichiarato i redditi, se non avete presentato, non è vera l'anagrafica che voi avete presentato, se hanno scoperto che avete nascosto qualche reddito, un patrimonio mobiliare, cioè un conto corrente in banca superiore ai 6.000 euro, cioè questi vizi, allora la domanda in presenza di questi vizi viene rigettata e viene rigettata subito. Questo ritardo non è perché avete dichiarato o non dovevate dichiarare, perché tutto quello che vostro marito fa avete fatto bene. Il di più non è che ve la rigettano, cioè non succede assolutamente niente. Molto probabilmente perché moltissimi che hanno fatto richiesta di reddito di cittadinanza a tutt'oggi ancora non hanno ricevuto proprio nulla, mentre invece altri che sono stati più fortunati perché c'è stato meno ingorgo, molto probabilmente quando hanno lavorato le loro pratiche, sono giunti alla seconda mensilità di reddito di cittadinanza. Ma è semplicemente questo, quello che dovevate fare, cioè un sollecito, ovvero un'istanza di accesso agli atti come avete fatto tramite CAF all'INPS, quello dovevate fare e quello avete fatto. Adesso l'INPS vi risponderà.
Deve rispondere entro Sì, 30 giorni. entro 30 giorni, ma vi risponderà che è in lavorazione oppure che l'hanno già fatta, che, insomma, No, però una perché io chiamo risposta... al numero dell'INPS e al call center e mi dicono che è stata correttamente come Ed è in dire, lavorazione. acquisita correttamente. E E per cercate di aspettare, insomma. Lei non ho capito Poi se lei... al CAF Sì. con il computer ha mandato come mio marito avesse scritto alla sede di Cosenza per avere delucidazioni. Come Eh me sì, queste che sarebbe domande ancora noi non questo, sappiamo. praticamente a che L'accesso- punto è la pratica, quindi a che punto è. E questo lo dovevate fare e questo lo avete Signora, un po' fatto. di Ci pazienza. È un po' di pazienza, però, avvocato, purtroppo, scusate, il fatto è che Quello che si è doveva fare non l'avete sì, fatto. giustamente per tirare insomma, le famiglie disagiate, ci vorrebbe molto, secondo voi? Allora signora, intanto deve arrivare la risposta entro 30 giorni, chiaramente avete fatto quello che dovevate fare, l'avete fatto, poi non date rettano a chi vi consiglia di omettere alcune cose, assolutamente... No, è ecco. stato messo e basta. No, per dire, figuratevi. lasciamo stare le voci signora, Sì, perché le omissioni possono anche costar care, insomma, soprattutto per quanto riguarda questo reddito di Come no? cittadinanza. Lei ha fatto tutto quello che doveva fare. Allora, entro 30 giorni deve arrivare la risposta. Speriamo che arrivi prima l'indennità, ecco, che arrivino prima i soldi, ma che arrivi prima Sì, la perché carta molto della probabilmente, risposta, ecco. indipendentemente dalla risposta, arriverà la carta, vi diranno andatela a prendere già con i soldi dentro, quindi questo è. Quindi io ecco, ringrazio, perché mo bollette e consollecito, avvocato. No, capiamo benissimo Mannaggia. perché se uno... Sentite, un'altra domanda all'avvocato e poi E poi la chiudiamo, ringrazio signora, così molto. diamo lo spazio anche alle altre persone. Noi paghiamo a rate, Sì, avvocato, no, un attimo solo, se mi Prego. può rispondere. Noi paghiamo a rate, come dire, l'acqua potabile per recupero crediti. Se un mese io la salto una rata, adesso è l'ultima, se adesso entro il 15 devo pagarla, invece se la pago entro il 15, se adesso non la pago entro il 15 di giugno e la pago a luglio, è la stessa cosa. allora questo è il gestore che vi Recupero fornisce... crediti, come? Chi è, scusi? Sì, acqua potabile, sì. Signora, non succede niente, perché dopo qualche mese di morosità vi scrivono e praticamente poi vi intimano di No, è pagare. l'ultima rata che dobbiamo pagare. È l'ultima rata, 30 giorni, non vi preoccupate perché non avete, diciamo, delle conseguenze. Allora, Se non la la pago entro il 15 di rateizzazione... giugno, la pago a luglio, penso che non succede nulla. È quello che sta dicendo l'avvocato. Vi sto dicendo questo, il mancato pagamento, il ritardo nel pagamento di una rata di un gestore non equivale al mancato pagamento di una rata di una finanziaria, perché ricordiamo, il mancato pagamento di un prestito comporta che c'è una segnalazione alla centrale rischi che ha dei tempi di permanenza a seconda della durata del mancato pagamento, cosa che non succede per quanto riguarda i gestori. È ovvio che se voi questa rateizzazione permane la morosità per 2 o 3 mesi, praticamente poi ci sono andati incontro, diciamo, o a un'azione di recupero e poi, diciamo, va bene, ecco, va bene. ma questo vi succede sia per il gas, sia per la luce, eccetera, eccetera. Diciamo che quando, ecco, anche quando non pagate per un mese la bolletta della luce vi depotenziano, dopodiché ve la staccano. Cioè questo, sì, ma vi arrivano delle, ecco, va vi arrivano naturalmente, vi arriva una raccomandata in cui vi dice, vi intima e vi dice anche entro quanto tempo dovete pagare, per cui statevi tranquilla, se dovete saltare questa rata non avete pregiudizi, ecco, non vi staccano l'acqua. Grazie signora. Avvocato, per consultarla privatamente, gentilmente, è possibile? Allora, poi per chiaramente altri problemi? vuole parlare con lei privatamente forse un po' di questioni. Allora, Guarda, qualunque associazione andate, CAF, patronato, eccetera, eccetera. comunque se noi- chiama dopo la trasmissione, i centralini le però volevo venire da daranno, voi, ho le capito? daranno il numero, chiaramente dopo la trasmissione noi non diamo numeri È ovvio, di sì, telefono nel corso della diretta, però se chiama i nostri centralini le Va daranno bene, vi i recapiti ringrazio. del CODA. Gentilissimo come sempre.
Grazie, Grazie, signora, continui a arrivederci. seguirci e chiaramente Arrivederci. ci faccia sapere se questa carta del reddito di cittadinanza nel frattempo poi è arrivata prima della risposta, no, dell'INPS. Noi speriamo in questo. Grazie signora, continui a seguirci. Grazie a voi come sempre. Non so se riusciamo a concludere il discorso. Sì, sul concludiamo mutuo. perché è importante questo. Allora, ci sono due istituzioni che una dà il 50%, cioè garantisce il 50% con erogazione, che praticamente questo è il fondo Consap. Consap è una società che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanza, sarebbe la concessionaria servizi assicurativi pubblici SPA. Come funziona? Questo fondo, che è rifinanziato, consente di avere il 50% che serve a chi deve acquistare la prima casa e non ha i soldi per coprire al 100% la garanzia che vuole la banca e non ha nemmeno l'anticipo da versare per dare alla banca. Per cui questo è il fondo Consap 2019, per tutto il 2019. Poi l'altra rifinanziata, l'altra convenzione, sono praticamente i mutui, però, quindi stiamo parlando del 100%, che sono legati a chi ha in casa un soggetto che ha la 104. E non solo, ma lì sono, ecco, diciamo, sono favoriti. Per cui questo, che si chiama plafond casa, e ci sono scritte anche tutte le banche, gli istituti bancari che praticamente partecipano. Che cosa succede? Qui si finanzia il 100% fino a 250.000 euro e sono tassi agevolatissimi che praticamente vengono incontro alle giovani coppie, anche ai single e soprattutto, in modo particolare, alle persone che hanno in casa una persona che ha la 104. Quindi acquisto prima casa e anche ristrutturazione, avvocato? Anche ristrutturazione, e ci sono finanziamenti della ristrutturazione, soprattutto se con tutti i materiali ecologici, quindi al risparmio di energia e quant'altro. La cosa buona qual è? Che mentre quello che abbiamo detto prima, Consap 2019, copre il 50%, mentre invece con quest'altro, praticamente il plafond casa, praticamente si copre il 100% fino a 250.000 euro e praticamente viene erogato interamente. Ci sono tutte le banche, ce ne sono molte per cui evito di dire, ma tutti i maggiori istituti bancari hanno aderito a questo plafond, naturalmente è con fondi statali, questo è pubblico, totalmente quindi pubblico. Queste sono notizie importanti magari per chi sono non ha importantissime per garanzie, l'accesso, soldi. proprio per l'accesso non al credito, proprio per l'acquisto prima casa, per cui la difficoltà, soprattutto per chi trova lavoro da poco, giovani coppie e quant'altro, è proprio trovare le garanzie da offrire agli istituti bancari. Quindi si può avere sia la garanzia fino al 50% oppure il finanziamento integrale al 100% fino a 250.000 euro e praticamente quello è il plafond casa. Perfetto. Per cui magari sui siti c'è tutto, che poi... però questo è importantissimo perché le banche molto spesso, diciamo, se non ci sono questi ausili nemmeno lo consigliano. Certo. Ecco, manco lo dicono, ecco, questa cosa qua. È vero, è vero. E cercano fideiussori a destra e a sinistra. Quante mentre volte invece abbiamo ascoltato storie proprio di persone dolorosissime. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sento che c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Eccoci, da dove ci chiama? Sì, pronto, avvocato? Da dove ci chiama? Da Vibo. Da Vibo, benvenuto. Intanto l'avvocato la sta ascoltando, può fare la domanda. Senti, volevo parlare con l'avvocato. E la sta ascoltando. Per una domanda. Siccome che nel 2014 ho fatto domanda di malattia professionale alla spalla, che sono stato operato alla spalla. Allora, mi le hanno posso dato, chiedere, diciamo, scusa, la prima volta... mi scusi, allora,
Se rimane con noi, io devo dare la linea alla regia per la pubblicità e un tassativo. Allora, rimanga con noi e torniamo subito dopo la pubblicità a parlare con lei. Va bene? Finiamo. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo ancora la telefonata del nostro telespettatore da Vibo? Pronto? Sì. Eccoci. Sì. Ecco, allora, Pronto. può ripetere la domanda? Intanto le chiedo sempre la cortesia di abbassare il volume del televisore, altrimenti abbiamo il solito ritorno in studio e non riusciamo a capire bene quello che ci dice. La ringrazio e può fare la domanda. Io voglio parlare con l'avvocato. Sì. Siccome che nel 2014 ho fatto domanda di malattia professionale e mi è stato accettato 6 punti la prima volta. Poi ho fatto ricorso dopo un anno e mi hanno dato altri 2 punti di malattia professionale. Poi adesso, 2 mesi fa, ho fatto un'altra volta l'aggravamento e mi hanno confermato quei 8 punti. Mi ha detto che non posso fare più niente perché i tabelli professionali dice che sono quelli là. Posso fare qualche cosa? Posso fare qualche denuncia? Allora, funziona in questo modo. Le malattie professionali sono, non generalmente, sono quelle tabellate e quindi esiste tutta praticamente una nomenclatura proprio che spieghi il perché ed esattamente quali sono le malattie professionali riconosciute. Quindi a livello naturalmente INAIL, perché poi lì avrete delle conseguenze, diciamo, in termini economici. Anche alcune malattie non tabellate, che però venissero riconosciute e quindi come sì dipendenti da causa di servizio, anche quelle, se non sono tabellate, assurgono, diciamo, come se fossero quelle per cui è già stabilito che quella malattia c'è una causa-effetto con il lavoro che si fa. Diciamo che l'ernia L2 e L6 dei macchinisti dei treni, tipo un esempio classico, è tabellata, per cui se uno è stato assunto che è sano e gli viene quella patologia, in automatico c'è una causa-effetto col lavoro che si fa, quella è una malattia professionale. Voi, per quanto riguarda il lavoro che fate, per quella malattia professionale, i punti di invalidità sono stati accertati. Cioè io facevo il lavoro, adesso sono pensionato. E quindi che cosa? Adesso che siete pensionato, quindi avete qualche altra patologia? O non è che vi possono riconoscere la malattia professionale? Se in seguito a quella malattia professionale, con l'andare del tempo, vi si è deteriorata la qualità della vita, quello è un altro discorso, non è, ma perché avete una patologia, ve la fate riconoscere, siete pensionato, per cui lì bisogna vedere fino a che punto, che entità di invalidità avete, perché diciamo che voi per le prestazioni di legge le avete già ricevute. Avvocato, chiedo scusa, nell'82... Sì, 82. Sì, ditemi. Dite 82? Nell'82 io... No, nell'82 io ho avuto un infortunio alla mano destra pure, che è alla spalla destra, e ho avuto altri 5 punti di invalidità. E mi ha detto il dottore che non me lo può mettere insieme a quelle altre 6 punti. Perfetto. Cioè quello che voi lamentate adesso è che a livello pensionistico non vi sono state riconosciute tutte quelle
integrazioni o diciamo emolumenti migliorativi in base alla patologia che avevate quando eravate ancora al lavoro. Cioè questo lamentate, perché siete in pensione, l'unica cosa che potete lamentare è questa per quanto riguarda un mancato calcolo esatto tenendo presente della malattia professionale. Se questo sì, però è... io la malattia professionale l'ho avuto quando lavoravo. Sto dicendo questo, ora siete in pensione, per cui sul calcolo della pensione, quando siete andati in pensione, se lamentate che non hanno valorizzato questa malattia professionale e quindi il frutto del vostro lavoro, che poi è la pensione, non sia confacente alla vostra storia lavorativa e anche di patologie e di incidenti che avete subito, vi dovete recare, se ci sono ancora i termini, presso un patronato e vi fate la ricostruzione, che è sempre buono farla, se con tutto l'incartamento che voi avete... Sono andato al patronato, sono andato. E che cosa ha detto il patronato? Sono andato al patronato 50 e più. Il patronato? È andato 50 più. È andato al patronato e poi... E che è successo? 50 più. Sì. Ho capito. E quindi? E abbiamo fatto ricorso, diciamo, no? Però voi ditemele tutte queste cose, se no poi non arriviamo mai. Senza ecco. vedere le carte da qua è pure difficile, insomma. Stiamo parlando dell'82, quindi avete fatto il ricorso, è uscita una sentenza... diciamo, le 8 punti. E quindi poi quindi vi hanno confermato, e quindi che cosa è successo dopo? Io sento sempre l'eco, sì, si abbassa... Allora, giorno 29 maggio mi hanno confermato le stesse punti. Di adesso, siamo arrivati ad oggi. Adesso, allora intanto si abbassa il volume del televisore perché altrimenti non riusciamo davvero a capire, no, quello che ci dice. Ci ascolta di adesso. Sì, abbassi il volume del televisore così riusciamo anche a parlare meglio. Quindi lei... Gli hanno riconfermato questi punti, adesso qual è la domanda? La domanda qual è? Se nella sentenza che è uscita, che vi hanno riconfermato questi punti che sono derivanti da una causa di servizi, immagino, e quindi c'è questo, la dovete mettere in esecuzione questa sentenza, quello che vi ha riconosciuto. Come fate? Ufficio legale del patronato, che sarà quello che vi ha seguito, immagino. Quindi dovete mettere in esecuzione quello che ha stabilito il giudice per quanto riguarda queste patologie, sì dipendenti da causa di servizi, immagino. Credo sia questa, insomma, poi la domanda, a meno che non voglio tenere più punti, io poi non ho capito. Va bene. Ecco. Quindi ufficio legale del patronato che vi ha seguito prima. Va bene, io la ringrazio, chiaramente da qui, io lo dico sempre. Sì, no? perché praticamente bisognerebbe leggere le carte. Capisco che molto probabilmente il telespettatore, dove si è rivolto, è stato liquidato in 5 minuti. Quindi il telespettatore, ovviamente, le sue domande e adesso che cosa ho ottenuto, che devo fare, non sono state soddisfatte. Però ovviamente quando si tratta soprattutto di fasi processuali, naturalmente poi bisogna leggere le carte. Con un po' di pazienza, ecco, chi vi ha seguito nella fase giudiziale, che sarà sicuramente qualche collega del patronato, avrà la bontà di spiegarvi esattamente con questa sentenza che è a vostro favore da quanto mi avete detto, che cosa potete fare. E quindi come eseguire questa sentenza, e quindi vi darà tutte le indicazioni. No, anche perché dicevo, da qui, lo diciamo sempre in linea generale, no? È difficile entrare proprio nel particolare no, in della particolare no, l'indicazione senz'altro, entrare nel particolare è impossibile, è imprudente. Ecco, infatti non si può fare, poi chiaramente ci sono i patronati, ci sono
per quanto riguarda la materia previdenziale, ci sono i CAF per quanto riguarda la materia fiscale, ci sono le associazioni dei consumatori, a Vibo ci sono chiaramente le associazioni dei consumatori, insomma ci sono i legali, quindi andare sempre con le carte, perché da lì allora si può ricostruire un po' si può la ricostruire, storia. sì, anche si può ricostruire e poi, come diciamo sempre, ecco, l'indicazione la diamo. Soprattutto in materia previdenziale abbiamo sempre ricordato chi ha dubbi, eccetera, eccetera, se appunto la sua storia lavorativa è stata valorizzata o meno, si prescrivono in 5 anni. Ecco, e quindi bisogna Quindi le stare anche prestazioni, ecco, quelle previdenziali, per cui è sempre bene, innanzitutto, prima di andare in pensione, anche dopo che si è andati in pensione, a far fare veramente sulla base dei contributi versati, delle traversie lavorative che uno ha subito nel corso dell'attività lavorativa e a fare un ricalcolo, ecco, sempre per sicurezza, ecco, non aspettare tantissimi anni perché dopo, anche se si avesse ragione per qualche motivo, non si potrebbe poi richiedere. Quindi non facciamo Ecco. trascorrere del tempo, 5 anni. 5 anni sono lunghi, ecco, diciamo, per cui ecco, lo diciamo sempre, ecco, i patronati e i CAF servono per questo. Ecco, I CAF l'assistenza fiscale, patronati in materia pensionistica, quindi tutto il previdenziale, per cui si accede gratuitamente, per cui penso che sia, ecco, cosa buona e giusta andare a rivedere. Come si fanno le analisi periodicamente dal medico, si ordinano anche qui fare una ecco, ricognizione, una ricognizione di quello che si ha. Sì. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera, Salve, da dove ci chiama? Cosenza. Benvenuto, prego. No, volevo dire una cosa all'avvocato. Allora, a me la cosa della città 100 è quella, mi è arrivata il giorno 18. Cosa? 18 maggio. Chiedo scusa, la pensione di cittadinanza, stiamo parlando Sì, la pensione di mi è arrivata cittadinanza. il 18 maggio. Però io non ho aspettato il secondo messaggio. Sì. Sono andato subito il primo messaggio alla posta, vabbè, tutto a posto. Però dopo mi è arrivato il secondo messaggio, già io avevo già... Avete fatto bene. E mi diceva che dovevo andare il 25, sempre di maggio, però io il giorno già 18 l'avevo già preso. Però volevo sapere, il giorno a giugno sarebbe il 18 che sono andato il primo giorno a ritirare o il secondo messaggio che mi diceva che dovevo andare il 25? Perfetto. Io ho preso il 18. Sì. Perfetto. Tutto qua. Allora, siamo nelle fasi applicative dell'erogazione, sia per quanto riguarda la carta reddito di cittadinanza che pensione di cittadinanza. Pensione che ricordiamo che è un'integrazione, non c'entra con la pensione che uno già percepisce. Fortunatamente la rete di telespettatori, noi abbiamo acquisito che dal momento che viene sul sito dell'INPS acquisito l'accredito, cioè la disponibilità delle somme per accreditarle, materialmente vengono accreditate il giorno dopo. Per cui voi, se avete già fatto la prova di quando vi hanno accreditato una mensilità, voi fate partire i termini dal giorno prima. In poche parole, spendete quello che vi arriva il giorno prima del mese successivo dell'accredito. Se vi hanno accreditato il 29 maggio, il 28 giugno spendete, entro il 28 giugno spendete tutto, perché ricordiamo che le somme che vengono erogate devono essere spese. Sì, sì. No, ma io la cosa che volevo sapere, l'avvocato, quella cosa che volevo sapere, siccome il primo mese io mi sono pagato il 18 maggio, però dopo che io sono andato il 18 maggio alla posta, poi il giorno seguente mi è arrivato il secondo messaggino dove diceva che il 25 maggio puoi andare a ritirare la carta più. Però io non ho aspettato il 25, già il 18 già era andato, sono andato così. Vabbè, non c'entra niente. L'importante è che ne avete ritirato uno. Il giorno maggio che mi sono pagato, dopo il 18 giugno. L'importante è che l'avete ritirata,
che poi c'è stato uno scollegamento, cioè un accavallamento di messaggi che vi sono arrivati, non fa niente. Una volta acquisita, voi avete preso conoscenza di quando materialmente viene accreditata la somma. Quindi lui il 18 maggio l'aveva già presi i soldi, il messaggino è arrivato per il 25. Ma non fa niente. Quindi per No, il La quanto data riguarda il mese di effettiva è giugno, quando viene... No, per la seconda... no, quando verranno accreditate le altre somme, credo voglia sapere. Il 18 Allora, e il 25. le somme sono accreditate con cadenza mensile. Vi sto dicendo, se a voi è stata accreditata il 18 maggio, presumibilmente 17, 18, 19 giugno vi verrà accreditato il secondo rateo. Voi che cosa dovete fare? Siccome avete la possibilità di farvi un estratto conto, voi dovete avere la pazienza di verificare dal 15, 16, 17, giugno, quando materialmente vi viene accreditata la somma, in modo che sapete esattamente la cadenza mensile, perché la prima volta lasciatelo stare perché ci possono essere queste dissonanze fra messaggini e invece presa materiale della carta. Dal secondo mese praticamente voi tracciatevi esattamente quando vi vengono accreditati i soldi e sapete che poi ogni mese... Vabbè, allora faccio una cosa, io siccome la prima mensilità, avvocato, la prima mensilità io l'ho avuto il 18 maggio, io verso il 16-17 giugno vado a vedere alla posta. Bene, Beh, va bene. benissimo. Così poi uno si regola, no? E vi regolate, benissimo, però questo è perché i primi mesi, soprattutto accade con la prima mensilità e la seconda, ci sono un poco, ecco, non si è stabilizzato, diciamo, esattamente i 30 giorni di versamento, di acquisizione del versamento. Per cui vabbè, fate questo controllo. Certo, chiaramente spendete tutte le somme prima. Sì, spendete prima naturalmente. Io di queste no perché l'ho già spese, avvocato. Perfetto. Lo so che ecco, non sono molte le somme, per cui non c'è problema che uno lascia fondi nel... Lo so. Va bene. Vabbè, avvocato, io vi ringrazio. Io ogni giovedì vi seguo. Grazie, anzi, mi informo. ci fa piacere la rete in modo che ci date anche voi delle informazioni di prima mano. Grazie, grazie e Buonasera, continui a buonasera. seguirci, siamo contenti. Poi chiaramente difficilmente qualcuno lascia per un mese queste somme, infatti anche i sindacati proprio in questi giorni hanno detto che molte persone hanno deciso di restituirla questa card, perché magari l'abbiamo già parlato, ancora non è normata credo la modalità di restituzione. No, ancora non c'è come si può restituire. Certo. Ricordiamo per quale motivo, perché sebbene ci sono i famosi che prendono i 100 euro, gli 80 euro, però sono comunque sottoposti a mettere a disposizione del lavoro e comunque ricordiamolo che i centri per il lavoro e i navigator che adesso hanno stabilito le date di esame e quindi presumibilmente per fine mese di giugno dovrebbe essere finita la selezione, non è riservata la ricerca del lavoro. I navigator sì, ma i navigator sono fatti apposta per cercare un posto di lavoro a coloro che hanno usufruito del reddito di cittadinanza. Però gli uffici del lavoro presenti su tutto il territorio nazionale, cioè loro non è che cercano il lavoro a coloro che hanno usufruito del reddito di cittadinanza, cioè a tutti gli altri, a chi è in stato di disoccupazione o inoccupazione, praticamente è garantito, cioè il lavoro degli uffici del lavoro, per cui ecco, Benvenga, insomma. Benvenga, ecco, chi prende 80-100 euro di reddito di cittadinanza, naturalmente, a parte che non gli cambia la vita, però si sottopone a delle regole che naturalmente uno può benissimo rifiutare, ecco, anche il lavoro, diciamo, per lavori di pubblica utilità presso il comune, se viene chiamato, eccetera, eccetera, uno può anche ritenere che sia pochissimo conveniente accettare questo per delle somme che... Poi la libera scelta di ognuno, no? Chiaramente molte persone
infatti fanno anche affidamento su quelle 50, 100 euro, 80 euro, così molti invece preferiscono, no, restituire quella Ma restituiscono quella perché chi prende queste somme così piccole, no? Cioè praticamente se cambia comune per andare a cercare lavoro deve fare tutta la trafila di comunicare ai vari enti che cambi il comune, cioè c'è una burocrazia molto onerosa e pesante, quindi se ne vale la pena, molto, perché infatti. altrimenti uno se vuole cercare lavoro in giro per le province italiane, se no deve stare sempre con un ragioniere Certo, appresso e non è uno cosa. mette un po' le cose sul piatto della bilancia e poi chiaramente decide. Salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Sì, pronto, volevo parlare con l'avvocato. Eccolo, da dove ci chiama? Sì, volevo parlare con l'avvocato. Perfetto. Sì, sono volevo- Michele da Rossano. Da? Va bene, parli con Da l'avvocato. Rossano. Perfetto. Da Rossano, Vara. Benissimo, benvenuto intanto. Ecco l'avvocato. Rossano. Sì, anche a lei la stessa richiesta, cioè si abbassa Avvocato. il volume del televisore, altrimenti Avvocato, l'avvocato non la io sente. avevo la carta lei. Allora, la carta REI. Ditemi. Sentiamo la trasmissione. Poi siccome mio fratello, sviluppo familiare, c'è mio fratello perché penso che di cittadinanza. Sì, C'è mio fratello che allora da lui, non a me. allora, suo fratello è nello stesso nucleo familiare? Io non penso che cosa, però me l'hanno respinto. È nel vostro nucleo familiare vostro fratello? Sì, è nel gruppo familiare, sì. Ok. E allora, in poche parole che seguitemi, Sì, il reddito di cittadinanza va dato, viene erogato per il nucleo familiare, a meno che chi lo richiede è single, però non single perché si ritiene single, ma perché ha uno stato di famiglia a parte in cui fa famiglia da solo. Chi invece ha più componenti il nucleo familiare, il reddito di cittadinanza è uno e usufruiscono di tutti i vantaggi dell'avere, a parte economici, dell'avere il reddito di cittadinanza, tutti i componenti il nucleo familiare utilmente collocabili al lavoro. Quindi questo è. Per quanto riguarda voi che siete percettore di carta REI, non so se ancora percepite o meno, innanzitutto ritengo che vostro fratello, quando ha fatto la domanda di reddito di cittadinanza, ha dichiarato... Dite? Continuiamo con la risposta perché se Sì, non si abbassa allora il volume del praticamente televisore, quello che purtroppo vi è questo. invito, dopo la mia risposta naturalmente, ve ne andate al CAF. l'ho fatto io prima la carta. Sì, voi avete fatto la carta REI. Allora, nel momento in cui si fa la... Ma avete- ha detto che per l'amore di lui non prendo le cittadinanza. Allora, è diverso. Però poi, dopo che sentite la mia risposta, domani ve ne dovete andare a un CAF che vi fate inquadrare la situazione. Il reddito di cittadinanza viene dato in base al nucleo familiare e anche le somme vengono erogate in base alla fotografia socio-economica del nucleo familiare. I benefici, a parte economici, ma anche di ricerca del lavoro, vengono dati a tutti i componenti del nucleo familiare utilmente collocabili al lavoro, cioè in età lavorativa. Coloro che percepiscono la carta REI, questo reddito di carta REI è sicuramente stato dichiarato ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza. Che cosa succede? Che nel nucleo familiare, quando viene erogato la carta reddito di cittadinanza, in automatico si sospende l'erogazione della carta REI, perché sono incompatibili. Va bene. Dopo che vi ho dato queste informazioni, domani ve ne andate al CAF e praticamente con molta calma dite qual è la vostra
situazione e che cosa volete, diciamo, ecco, risolvere. Però questo è l'inquadramento. Va bene, grazie per aver telefonato. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, chiaramente poi, come dicevamo prima... Il problema, quello che abbiamo assistito dal 6 marzo in poi, è che c'era molta gente in fila presso i CAF e praticamente la domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza si è risolta in una fila e poi 5 minuti per la compilazione, e quindi mi rendo conto che molte persone assolutamente non hanno avuto nessuna, no, hanno risposto a delle domande che c'era per giusto formulare la richiesta e poi trasmetterla, ed è ovvio che poi tutte queste domande rimangono un po' di dubbi, ecco. Un po' di dubbi perché non c'è stato, però è proprio questo, sicuramente il signore non percepirà più la carta REI perché sappiamo che non possono coesistere, e il reddito di cittadinanza, diciamo, non è, e ce n'è uno che fotografa la situazione e quindi tutti poi usufruiscono dei benefici economici e anche di ricerca del lavoro quando hanno avuto il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, quelli naturalmente in età lavorativa. Altre situazioni, carta REI in particolare, viene automaticamente, si disattiva. Certo, quindi è bene magari, se uno ancora ha qualche dubbio, ha qualche perplessità, eccetera, eccetera, è bene rivolgersi anche agli sportelli del CAF, magari adesso, forse adesso c'è un po' la dichiarazione anche dei redditi. Purtroppo si accavallano tutte queste cose, però questo è. Insomma, quando ci sarà un po' di calma, così, insomma, magari... Dobbiamo parlare del stralcio 2019. Abbiamo terminato, perché avvocato. stanno arrivando i rigetti delle domande e si trasforma in rottamazione ter, però in questi giorni stanno arrivando. Allora ne parleremo prossima settimana. Perfetto. Perché davvero siamo in chiusura. Grazie comunque avvocato Rodrighero per i preziosi consigli, e grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Alla prossima.